Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1152 di oggi, giovedì 12 marzo dell'anno del Signore 2026, cominciamo la nostra trasmissione, avete appena ascoltato Billy Preston, Outer Space, 1971, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Ma adesso, bella gente, vi ricordo come sempre 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 quando ve lo dirò io. Però è il momento di lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi con Diritto e Rovescio. Vai pure Natalia. In questi giorni è uscita la 37ª edizione del romanzo di Eugenio Corti dal titolo Il cavallo rosso, edizioni Ares, che venne pubblicato nella sua prima edizione nel 1983 in sole 1000 copie. A quel tempo gli scrittori italiani che contavano, perché osannati da una critica prevalentemente ideologica, erano altri. Nessuno di essi però viene ristampato da decenni. Corti invece fu censurato dai giornali ma non dal passaparola. Quando morì 12 anni Oh, abbiamo avuto un piccolo problema. Sì, Antonino, ti chiedo scusa, il video si è bloccato. Vabbè, pazienza, comunque ve lo racconto io il seguito. In Italia, appunto, il buon Corti è stato completamente ignorato dalla cosiddetta intelligenza ufficiale, anche dai giornaloni, però se avete la possibilità, visto che è uscita appunto la 37ª edizione del Cavallo Rosso, a maggior ragione, visto che di lui invece ha parlato e come
Le Figaro, che è l'equivalente del Corriere della Sera, il buon Magnaschi vi invita, se avete la possibilità, lo potete trovare in libreria oppure lo potete prendere a prestito in biblioteca, Il cavallo rosso di Eugenio Corti, romanzo del 1983, che vi si invita a leggere. Ma adesso, signore e signori, è giunto il momento in cui Parlamento con la senatrice Stefania Pucciarelli, che parla di Medio Oriente e Consiglio europeo. Vai pure Natalia, grazie. Qui Parlamento. Grazie Presidente Meloni, onorevoli colleghi senatori. La crisi in Medio Oriente rappresenta oggi una delle questioni più delicate e complesse della politica internazionale, una crisi che non riguarda solo gli equilibri regionali, ma che incide direttamente sulla sicurezza globale, sulla stabilità economica e sugli interessi strategici dell'Europa e dell'Italia. Proprio per questo motivo credo sia necessario affrontare questo tema con senso di responsabilità e con realismo e non con dei cappellini rossi che sicuramente non faranno tremare Trump. In momenti come questi non servono slogan, non servono semplificazioni, non servono frasi fatte utili solamente per una strumentalizzazione politica. Serve invece un'analisi lucida della situazione e del ruolo che il nostro Paese può e deve svolgere. L'Italia non è un attore marginale in questo scenario, come qualcuno vorrebbe far passare. Lo è il ruolo da protagonista del governo italiano. La nostra posizione geografica al centro del Mediterraneo e la nostra storia diplomatica ci collocano da sempre in un punto di equilibrio tra Europa, area mediterranea e Medio Oriente. A questo si aggiunge un elemento strategico spesso dimenticato nel dibattito pubblico e che addirittura oggi viene sfruttato, come abbiamo sentito anche poco fa, come elemento negativo da parte dell'opposizione: la presenza nel nostro Paese delle basi dell'Alleanza Atlantica, presenti sul nostro territorio fin dal 1954 a scopi logistici. Questo dato dimostra come l'Italia sia parte integrante del sistema di sicurezza occidentale e quanto il nostro territorio abbia da decenni un ruolo centrale nella difesa collettiva. Chi oggi tra i banchi dell'opposizione ha un rigurgito contro le basi della NATO forse avrebbe potuto benissimo uscire da quell'accordo anziché aggiornarlo quando era al governo. La centralità dell'Italia comporta sicuramente responsabilità, ma anche consapevolezza. Consapevolezza del ruolo dell'Italia nel contribuire alla stabilità del Mediterraneo e allo stesso tempo nel mantenere una linea diplomatica capace di favorire il dialogo e la riduzione delle tensioni. Ma accanto al ruolo ben definito dell'Italia emerge però con forza un'altra questione: il ruolo dell'Europa. Ancora una volta l'Unione Europea appare spesso insufficiente come attore geopolitico unitario. Le divisioni tra gli Stati membri, i balzi in solitaria di qualche presidente in caduta di consensi, la difficoltà nel costruire una politica estera realmente comune limitano la capacità del continente di incidere nelle grandi crisi internazionali. Eppure proprio in situazioni come questa che l'Europa avrebbe dovuto essere più reattiva, più forte e più coesa sulla scena internazionale. Guardate, la critica all'immobilismo dell'Unione Europea non è della Lega o della maggioranza, ma arriva dal PD attraverso l'europarlamentare Nardella, il quale sostiene che l'Europa ha perso la bussola. Per me la bussola l'Europa non l'ha mai avuta, ma se oggi se ne accorgono anche coloro i quali hanno portato l'Europa allo stato attuale, direi che il dato è veramente imbarazzante. E abbiamo visto anche che l'importanza del ruolo dell'Europa non è solamente per ragioni politiche e diplomatiche, ma è anche per ragioni economiche molto concrete. La stabilità del Medio Oriente è infatti strettamente legata alla sicurezza delle rotte energetiche globali, a partire dallo Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più sensibili del commercio mondiale. Abbiamo visto come le tensioni e blocchi di quell'area che hanno conseguenze sui prezzi dell'energia, sull'inflazione, sulle stabilità delle economie europee. E questo per un paese come l'Italia, fortemente dipendente dalle importazioni energetiche, profondamente integrato nei mercati internazionali, un paese importatore di materie prime, esportatore di prodotti lavorati. La sicurezza delle rotte marittime non è un tema lontano e non è un tema su cui scherzare. Io vorrei replicare al collega Renzi, perché proprio fa ha tirato in ballo la Lega sul fatto che lui sostiene che
la Lega era contraria al nucleare, non so quando, non so dove, perché io sono nella Lega dal 92, quindi non me lo ricordo, ma forse mi è sfuggito. Ebbene, io ricordo però perfettamente, intanto le situazioni vanno contestualizzate, ma ricordo perfettamente invece il senatore Renzi che aveva dichiarato che avrebbe abbandonato la politica se il referendum avesse avuto un esito negativo, ma il referendum ha avuto un esito negativo. Lui non ha abbandonato la politica, ma sicuramente la politica ha abbandonato lui. Ecco, questo è un dato reale e oggettivo. Quindi il tema degli approvvigionamenti direi che non è un problema lontano, una questione che riguarda direttamente le imprese, le famiglie, la competitività del nostro sistema economico. E lasciatemi per questo ringraziare tutti i militari della missione Aspides ed Atalanta, missioni a presidio della libertà di navigazione, come vorrei ringraziare tutti i militari presenti nell'area, perché i militari vanno ricordati per quello che fanno ogni giorno a presidio della pace e non solo quando li pretendiamo a soccorso dell'inutile flottiglia. Tema dei rischi che anche l'Italia corre sembra non essere una questione che interessa l'opposizione, perché oltre a non fare proposte concrete e sostenibili su come poter gestire gli attuali scenari, ci vorrebbero in guerra con la Russia, la Cina e gli Stati Uniti. Anzi, in guerra solo con la Russia e gli Stati Uniti, perché il disegno, almeno da quello che si intravede dalle dichiarazioni di Bonelli e quella che è la follia sul green, è quello di buttarci nelle braccia della Cina con l'assoluta dipendenza su tutto quello che riguarda l'elettrico e le rinnovabili. E nel contesto che ho descritto, il compito dell'Italia deve essere chiaro: contribuire alla sicurezza internazionale, rafforzare la cooperazione con i partner europei, con gli alleati dell'Alleanza Atlantica e sostenere ogni iniziativa diplomatica che possa favorire stabilità e dialogo nella regione. La politica estera, soprattutto nei momenti di crisi internazionale, dovrebbe essere il terreno della responsabilità e non della propaganda. L'Italia ha dimostrato più volte di saper svolgere un ruolo di equilibrio nel Mediterraneo, un ruolo fondato sulla credibilità diplomatica, sulla cooperazione internazionale, sulla difesa degli interessi nazionali. È su questa linea che dobbiamo continuare a muoverci, con serietà, equilibrio e con la consapevolezza che la stabilità di quelle regioni del mondo incide direttamente anche sul futuro dell'Europa e del nostro Paese. Qualcuno all'opposizione, Presidente Meloni, ha anticipato a mezzo stampa che oggi le chiederà in Parlamento se lei davvero condanna la guerra. Direi che l'Italia, e non solo lei Presidente, risponde a questa domanda e lo fa con l'articolo 11 della Costituzione. Noi possiamo rispondere a testa alta ai professionisti della demagogia che non solo condanniamo la guerra, ma che lottiamo ogni giorno per la pace, e facendo questo lottiamo per gli interessi nazionali e per gli interessi degli italiani. Loro sinceramente non ho capito per che cosa lottano. Quindi io anticipo il voto favorevole del gruppo della Lega per la risoluzione, anch'io ci tengo a sottolineare, unitaria, presentata dal gruppo di maggioranza. Grazie Presidente Meloni. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse?
Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. A differenza di ciò che siamo soliti immaginare, la moda non è sempre esistita. Salve a tutti, sono Gabriella Runza e vi do il benvenuto in questo nuovo video di Parliamo un po' di, dedicato alla simbologia e alla mitologia della moda. Per chi non lo sapesse, sono anche una giornalista e negli ultimi tempi, oltre a occuparmi di cultura, arte e costume, mi sono avvicinata in modo molto profondo al settore della moda, che cerco spesso di collegare, a modo mio, a tutti gli altri miei interessi. Le riflessioni che condivido oggi hanno come fonte un libro la cui lettura mi ha accompagnato a lungo, cioè La vita delle forme, filosofia del reincanto, un saggio di Emanuele Coccia e dello stilista e direttore creativo Alessandro Michele. Il testo è citato per bene anche in descrizione. Attraverso la filosofia che attraversa questo saggio vorrei provare a raccontare che cosa significa davvero la moda, al di là dell'idea comune che la riduce a tendenza o a consumo. Come dicevamo, la moda non è sempre esistita. L'umanità certo si è sempre vestita. Da tempi antichissimi manipoliamo la materia del mondo per costruire oggetti capaci di proteggere, coprire e modellare il corpo. Per secoli, però, l'abito ha risposto soprattutto a bisogni biologici e sociali. Serviva cioè a difendersi dal clima o più spesso a collocare l'individuo in un sistema di regole ben preciso. Classe sociale, genere, professione, appartenenza culturale. In molte società il modo di vestire indicava chiaramente il posto di ciascuno nel mondo. La moda nasce solo quando a queste funzioni si aggiunge qualcosa di nuovo, il desiderio di libertà. Non la semplice libertà di scegliere cosa indossare, ma la possibilità di fare dell'abito uno spazio di sperimentazione. I vestiti smettono di essere soltanto regole da rispettare e diventano strumenti per esplorare chi siamo e chi potremmo essere. È in questo momento che il costume diventa arte e che la moda prende forma come sistema culturale. Come ricorda La vita delle forme, in Occidente chiamiamo arte tutte quelle pratiche che trasformano la materia per aprire nuove possibilità di esperienza. Costruire un abito quindi non significa solo disegnare una forma, ma immaginare una vita possibile. Ogni vestito è una storia compressa, una biografia fatta di tessuti, colori e silhouette. In questo senso la moda è una vera e propria letteratura materiale, racconta esistenze e propone identità che possono essere indossate. A differenza delle arti tradizionali, che mostrano vite destinate a restare oggetto di contemplazione, la moda crea esistenze in cui chiunque può entrare. Le identità che propone non sono riservate a pochi, sono offerte a tutti coloro che sono disposti a incarnarle. Per questo uno degli strumenti fondamentali della moda è l'ambiguità. Quando una stessa forma ritorna in contesti diversi, il suo significato si moltiplica e si apre. La moda rende i sensi mobili, instabili e vivi. Questa instabilità lega la moda in modo profondo al tempo. Giorgio Agamben ricorda che essere contemporanei non significa coincidere perfettamente con il proprio presente, ma mantenere una distanza critica. La moda funziona allo stesso modo, divide il tempo tra ciò che è attuale e ciò che non lo è più. Essere alla moda o fuori moda non è solo una questione estetica, ma un modo di vivere il tempo attraverso lo scarto e l'inattualità. Per questo oggi è riduttivo pensare alla moda solo come uno strumento di distinzione sociale. Se per secoli l'abito ha segnato soprattutto la classe, la moda contemporanea ha spostato il suo centro di riflessione sul genere. A partire da Coco Chanel, l'abito ha iniziato a mettere in discussione le identità di genere, non più solo quella di classe, e qui l'ambiguità diventa ancora più delicata perché riguarda il modo in cui nominiamo e riconosciamo i corpi. Gli abiti infatti non si limitano a coprire il corpo, hanno la capacità di trasformare chi li indossa. È come se fossimo costretti ad ammettere che la nostra identità non è mai completamente chiusa, ma ha bisogno di fondersi con le cose per diventare se stessa. Per questo è difficile capire dove finisca il soggetto e dove inizia l'abito. Ogni vestito è, da un lato, qualcosa che ci permette di sperimentare versioni diverse di noi, dall'altro sembra assorbire qualcosa di chi lo ha indossato. Lo sentiamo quando vediamo il vestito di una persona amata, per esempio. Per un istante sembra trattenere la sua presenza, come se i tessuti conservassero una traccia di vita.
In questo senso i vestiti danno una forma di durata a ciò che è fragile e momentaneo. Nel Novecento la moda è diventata anche uno strumento privilegiato di racconto di sé. Prima dei social media era attraverso gli abiti che si costruiva una narrazione pubblica dell'identità. Con i social questa funzione cambia. I vestiti non raccontano più solo l'io, ma anche il mondo, i desideri, le esperienze immaginate. Come ricorda appunto l'opera La vita delle forme, ogni atto creativo diffonde ambiguità. Creare significa rendere la materia qualcosa che è sempre più di una cosa sola. Anche il linguaggio funziona così e la moda fa lo stesso con i corpi, li rende più complessi, più aperti, più vivi. Un abito non ci fissa in un'identità, al contrario la moltiplica. Non dice una volta per tutte chi siamo, ma ci permette di dirlo ogni volta in modo diverso. È proprio questa apertura che rende la moda così vicina alla vita. Quindi voglio sapere ora da voi cosa pensate di questo argomento, è molto particolare, so che è anche molto settoriale. Se vi interessano altri approfondimenti del genere ditemelo nei commenti, io sono qui anche per leggervi, ascoltarvi. Vi ringrazio per avermi seguito e vi aspetto nel prossimo video. Ciao! A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:37 minuti e 58 secondi avete ascoltato come sempre la nostra bravissima Gabriella Ronza e adesso abbiamo con noi Anna Maria De Luca che questo giovedì ci parla di 2 libri che parlano di questioni un po' particolari legate all'influenza dei numeri nella nostra vita. Vai pure Natalia, grazie. E allora, stasera è tornata a trovarci la nostra Anna Maria De Luca, esperta di scuola ma soprattutto psicologa. Anna, stasera parliamo di un libro un po' particolare, anzi sono 2 libri. Il primo è Numerologia medicale di Emilio De Seta, cioè le origini delle loro malattie e la loro possibile risoluzione. E la numerologia, insomma, è un concetto, diciamo, non molto scientifico, però è molto interessante questo libro, soprattutto l'effetto dei numeri nelle nostre vite, tipo l'1 e il 7. Cosa c'è di vero, cosa secondo te c'è di prendibile in queste idee? Guarda, è molto affascinante il discorso, perché intanto la casa editrice Edizioni Mediterranee è specializzata proprio in editoria alternativa, esoterismo, filosofie orientali, parapsicologia, alchimia, medicine alternative, quindi diciamo che tutto il catalogo della casa editrice è indirizzato in questa, su questa strada, no? Su questa via, diciamo, iniziatica. E in particolare questo libro, Numerologia medicale, è scritto da un medico, cioè Emilio De Seta è laureato in medicina a Napoli. E poi si è specializzato in medicina dello sport, quindi non è un libro scritto da, vuol dire, qualche new age con velleità di astrazione fuori dal mondo, ma parliamo di un medico, quindi di una persona che ha studiato medicina e che conosce il corpo umano e che evidentemente ha studiato non solo la medicina occidentale ma anche quelle orientali. E come dicevi tu, la numerologia è una cosa un po' strana, no? Nel senso che considera presente e futuro come realtà in continuo movimento e la numerologia medicale in particolare è una specie di sottonicchia della numerologia. Praticamente si prende come punto di partenza il nome e il cognome della persona e si aggiunge anche il cognome della madre, poi si fa la sostituzione alfanumerica tra le lettere e i numeri e poi si sommano questi numeri considerandoli da 0 a 9, loro dicono in chiave teosofica, e alla fine ottieni un numero, e da questo numero gli esperti di numerologia possono addirittura, secondo quello che sostiene De Seta, muoversi in campo medico, cioè nel senso che lui, aspetta che ti trovo la pagina, cioè a pagina 112 per esempio lui dice che non si ereditano le malattie ma i comportamenti di uno o di entrambi i genitori, pertanto vi potrà essere una predisposizione ereditaria che, ove non modificata da un punto di vista caratteriale, porterà necessariamente alla nascita di malattie simili a quelle dei nostri genitori. Come si fa a calcolare la predisposizione di un soggetto per una determinata malattia? E lui risponde con la numerologia, cioè dice si prende come punto di partenza il nome e il cognome del soggetto, si aggiunge il cognome della madre,
si fa questa sostituzione alfanumerica e la somma ricaverà poi il numero corrispondente che indica quale predisposizione uno può avere ad una malattia piuttosto che ad un'altra. Cioè molto, io non posso dire se sia vero o falso chiaramente, no? Però è affascinante come ipotesi teorica di studio e anche di pensiero. Decisamente, soprattutto per le parti del nostro corpo che sono coinvolte. Per esempio il 7 mi pare che riguardi anche la sfera della sessualità, la sfera delle malattie urologiche, oppure l'1 che rappresenta l'origine di tutto, quindi l'1 che è anche l'anima. Se tu vuoi torniamo anche a Plotino, no? Quando nella filosofia romana si parlava dell'uno tutto, e quindi anche la congiunzione con tutta la realtà. È una cosa che sembra quasi, non dico buddista, ma in realtà è un discorso che viene da molto lontano nella nostra cultura. Sì, assolutamente, è una scienza antichissima. Considera che Jung stesso pubblicò un'introduzione. Allora, se vogliamo tornare indietro, arriviamo addirittura a Pitagora, no? Pitagora che è ritenuto il padre della numerologia, parliamo quindi del VI secolo avanti Cristo, no? E tra l'altro Pitagora è citato in questo libro dove si teorizza che Pitagora abbia ricavato le sue conoscenze di base dalla Cabala ebraica, cioè dall'alfabeto ebraico. La Cabala esiste un operatore unico formato da 22 entità che sono simultaneamente forma, lettera dell'alfabeto, numero e suono. E la stessa Bibbia, no, in questa chiave viene letta non come testo scritto, ma come una grande sequenza numerica che corrisponde a delle regole precise. E su questo, in base a delle elaborazioni numeriche, si arriva a dei numeri anche concreti, come la scoperta dei 72 nomi di Dio, i 72 nomi degli angeli. Insomma, è affascinante come tesi. Io dico tesi perché chiaramente non essendo un'esperta della materia, però quello che io trovo interessante segnalare questo libro proprio come curiosità intellettuale, perché l'autore dice che l'idea di fare questo libro gli nacque dopo un convegno, un congresso veramente di radioestesia che si tenne a Ravenna nel 99 all'epoca, e in quel contesto i medici evidenziarono il fatto che ogni patologia è dovuta ad un'alterazione energetica precedente. Trattando quindi l'alterazione energetica si ha una ricaduta positiva sui sintomi, però non questo sempre si verifica, perché ci sono delle situazioni a monte che non permettono la risoluzione in questo modo. Ci sono degli sbarramenti, no? Li chiamano loro. E per sbarramenti intendono un qualsiasi fenomeno energetico capace di disturbare o interrompere il libero fluire e l'avvicendamento armonico dell'energia del corpo. Poi, come tu hai detto tante volte, noi siamo corpo e anima insieme. Quindi, secondo appunto l'autore del libro, l'anima non è racchiusa nel corpo fisico come un uccello nella sua gabbia, ma agisce particolarmente sugli organi del pensiero e del sentimento. Quindi l'unione dell'anima con il corpo avviene nel momento del concepimento e diventa completa alla nascita. L'anima spirituale, essendo immortale, informa in spazio-forma il corpo, portando con sé le proprie esperienze ed esistenze. Quindi c'è molta filosofia, ma la base di tutto è che l'anima può esistere senza il corpo, mentre il corpo non può vivere senza l'anima. E quindi in questa unione tra anima e corpo, usando la numerologia, lui riesce a identificare le predisposizioni ereditarie che ci portano, come dire, a danneggiare un po' la nostra carcassa, no? La carcassa che ci portiamo avanti per tutta la vita. Infatti. Senti, si parla anche, io qua trovo una eco in una famosa canzone di Battiato, Shock in My Town, Velvet Underground, si parla di svegliare Kundalini. Che cos'è Kundalini? Sì, vabbè, qua stiamo nello yoga praticamente.
secondo la Ayurveda, al di là del corpo fisico esiste un corpo sottile, e questo corpo sottile è composto da una forza vitale o spirituale che viene appunto chiamata prana oppure kundalini. C'è anche nelle palestre si fa con kundalini yoga, spesso senza approfondire poi adeguatamente che cosa sia il kundalini, no? E quindi l'uomo si ammala prima a livello dei corpi sottili, secondo l'autore del libro chiaramente, e successivamente queste zone d'ombra si manifestano sul piano fisico. Quindi prima ci si ammala nel corpo sottile e poi nel corpo, diciamo, fisico, ed è lì quindi il campo d'azione, il campo in cui si può agire. Infatti. Tu hai qualche numero particolare da 1 a 9 che ti piace? Io il 7, appunto, mi piace molto il 7 e poi anche il numero 1. Allora, il 7, ti dico che cosa dice lì del 7. Allora, il 7 è il numero del mistero, della conoscenza, dell'esoterismo, della saggezza, dell'introspezione, dello studio, della meditazione, della spiritualità, del servizio per l'umanità, della mente che prevarica la materia. Ti ci ritrovi? Abbastanza. L'idea di indagare i misteri, di cercare di capire di più le cose, cercare di approfondire, sì, questo mi appartiene molto. Io sono uno che ama interrogarsi, che ama cercare, scavare negli archivi e trovare sempre qualche risposta, ecco, sì, questo sì. Sia nel mestiere che faccio, che, voglio dire, a livello personale, questo sì. Ma infatti dice che l'archetipo è rappresentato dal saggio, dall'intellettuale, da un individuo proiettato verso la ricerca della verità in ogni settore della vita, quindi il giornalista, quello che fai tu. Sì, saggio non proprio, però intellettuale non lo so, però sì, questo... Insomma, ho col culo del bicchiere, almeno lo so fare. Ecco, il rischio maggiore del 7 è che può cadere nel perfezionismo, diventando troppo cerebrale. È vero. A volte è un vero e proprio eremita. Il suo distacco dalla realtà, il suo rifugiarsi nel suo mondo di conoscenza possono portare l'individuo in cui domina il 7 alla depressione, soprattutto per quanto concerne la sfera affettiva, compulsioni istintuali tipiche dell'inconscio che non vengono filtrate dalla parte conscia razionale. Pagina 144 di numerologia medicale, sto leggendo qui. Sì, è capitato che qualche amore andandosene ha causato una vera e propria depressione, sì, questo sì, è capitato. Poi dice che anche i capelli appartengono al numero 7. Beh, Dice, i capelli io non sono che i rami dell'albero della vita, simbolo di forza divina. I reni fioriscono nei capelli, affermavano i cinesi, dove i reni rappresentano l'energia ancestrale sessuale e i capelli il fiore della sessualità. Per la notte dei tempi la ritualità sui capelli è stata sempre presente, basti pensare al mito di Sansone e la stessa capigliatura con la quale viene rappresentato Gesù il Nazareno. Quindi i capelli si radicano nei reni ma sbocciano nella corona. I capelli si rizzano davanti a una paura funzionando da antenna, quasi nel voler intercettare informazioni utili, nel tentativo di superare alla meglio le difficoltà, alla stessa stregua degli animali di fronte a un pericolo. A questo punto è lecito pensare che la perdita dei capelli e dei peli nel corso degli anni altro non sia che un graduale distacco dal divino. È la cenere cosparsa sul capo all'inizio della Quaresima che in chiave simbolica ci ricorda appunto questo contatto con il divino, non attraverso la materia ma tramite lo spirito che alberga in ognuno di noi. È l'alloro che cinge il capo degli imperatori e del sommo poeta Dante Alighieri, è l'incoronazione della Vergine Maria nella tradizione cristiana che diviene sposa. Bellissimo. Numero 7. E il numero 1 invece? Numero 1... Allora, il numero 1 è il padre di tutti i numeri, il creatore, Dio, principio superiore, colui che inizia tutte le cose. Per i pitagorici è il punto da dove origina il tutto. Sì. L'uno è divisibile, ciò che è unico, è la base di tutti gli altri. E l'energia che diventa materia, secondo Einstein, è la discesa dello spirito nella materia, la sua incarnazione, ma anche l'ascensione della materia nello spirito, cioè la sua spiritualizzazione. L'archetipo è il condottiero, spirito libero, ama il rischio e le avventure.
Un giorno senza rischio è un giorno non vissuto, il motto che più si dice numeri 1. È un soggetto che riesce ad arrivare là dove gli altri non arrivano per paura, dimostrando una caparbietà e una forza fisica e mentale tipica della sua unicità e della sua inarrestabile energia. Oddio, caparbietà sì, ce l'abbiamo, dai. Mhm. Capatosta calabra ce l'abbiamo, sì. Decisamente. Sì. Cioè l'uno corrisponde alla potenza suprema, nel senso... Mamma mia. Senti, e invece che cos'è quest'altro libro, Il mistero del fiore d'oro? Questo è un altro libro molto particolare. Oggi infatti stiamo parlando di testi molto molto di nicchia. Allora, Il mistero del fiore d'oro è quasi l'unico testo completo che si conosca riguardo le pratiche iniziatiche cinesi e in particolare riguardo il taoismo operativo. Figurati, quindi stiamo parlando veramente di cose molto molto di nicchia, però molto affascinanti. In pratica il libro descrive le pratiche spirituali per trasformare la coscienza dall'interno. E in che modo, ti chiederai? Lavorando sull'energia vitale e sulla meditazione profonda per raggiungere stati di illuminazione e di integrazione spirituale. E anche in questo caso sono le edizioni mediterranee che è nata da l'editore, si chiama Giovanni Canonico, è dal 1953 che ha messo in piedi questa casa editrice, proprio come prima casa editrice indipendente italiana dedicata all'esoterismo e alle editorie alternative. E infatti Il mistero del fiore d'oro è uno di questi, perché è un po' anche complicato da spiegare, però gli insegnamenti si rifanno al taoismo ma anche alla forma zen del buddismo. Questo è un documento molto interessante e in Italia è pubblicato solo, l'unica pubblicazione italiana che si ha è questa. Vediamo, allora, come ti posso dire? Allora, il punto di partenza è il Tao, è la natura dell'uomo. Quindi il Tao non ha né un nome né una forma, è l'essere unico, l'unico spirito primordiale. No? Sì. Non esclude, è una via aperta e inclusiva, è trascendenza attraverso l'unione degli opposti, attraverso l'integrazione di tutto quello che si presenta sotto forma di dualità e, se compreso correttamente, si rivela come manifestazione del divino. Quindi il concetto centrale del mistero del fiore d'oro è la circolazione della luce, cioè che loro chiamano anche rotazione. Cioè, secondo il testo, attraverso pratiche alchemiche e la meditazione è possibile risvegliare l'energia e usarla per purificare la mente e il corpo, raggiungendo così l'illuminazione. Quindi il fiore d'oro è il punto di equilibrio interiore, dove tu, nel momento in cui tu non guardi più fuori di te, ma guardi dentro, e riesci a raggiungere un'armonia tra corpo e mente, senti che corpo e mente si fondono in armonia, portando la persona, diciamo, alla realizzazione del potenziale divino. Quello è il fiore d'oro. Esatto, fondere corpo e mente, è quello che dicevamo prima. Proprio questo è il punto. Se ciò manca non ha senso, e mi viene in mente anche, tu dicevi prima, il corpo senza anima è niente, mi vengono in mente i corpi d'anima voti di cui scrive Pindemonte nei suoi sepolcri, a cui poi risponde Foscolo con i sepolcri, molto più famosi, e lui raccontava proprio i cadaveri appesi a mummificare a Palermo nel cimitero, che ora non mi ricordo più come si chiama, dove appunto venivano lasciati appesi a mummificare. Li visitò Pindemonte e dice i corpi d'anima voti, e noi invece vogliamo corpi d'anima pieni. Sì. Tu pensa che questo libro è talmente raro che praticamente per questa edizione è stata utilizzata la traduzione tedesca originaria di un sinologo famosissimo che si chiama Richard Wilhelm, ma siccome l'edizione tedesca conteneva anche un lungo saggio di Jung, nella versione italiana questo saggio non è stato riportato. Però, per dirti quanto sia un testo raro, no? Quanto sia difficile anche che un editore decida di pubblicarlo. Certo. Quindi
Cioè, ovviamente io non esprimo giudizi di merito su libri così particolari, però segnalo sicuramente che vale la pena leggerli, perché sono come dire, una coraggiosa esplorazione di una parte del mondo che spesso non si conosce o non si vuole conoscere, o perché se ne ha paura o perché non ci si crede, però comunque sia vale sempre la pena conoscere anche le cose in cui non si crede, vale la pena conoscere anche le teorie di chi la pensa diversamente da noi, anche perché tutto fa parte della conoscenza e della cultura. Quindi io personalmente non sopporto quelle persone che dicono questa cosa non mi interessa perché tanto io non è in linea con il mio pensiero. Cioè, come per dire, quelli di sinistra leggono tutti i giornali di sinistra, quelli di destra leggono i giornali di destra. Esatto. Secondo me una persona libera di pensiero dovrebbe fare l'inverso. Cioè, uno di sinistra dovrebbe leggere i giornali di destra, uno di destra dovrebbe leggere i giornali di sinistra. Perché siamo tutti bravi a leggere cose che confermano quello che già pensiamo, però l'intelligenza vera sta nel confutare ciò che pensiamo per arrivare con lo spirito critico alla verità vera, che poi sta sempre in mezzo, no? Esatto. E quindi allo stesso modo anche chi è lontano da queste sfere, diciamo, secondo me potrebbe avere molto interesse ad avvicinarsi a questi libri, perché niente è lontano, come dire, tutto ciò che è umano ci appartiene, no? Certo. È anche un viaggio di scoprire le radici di noi stessi, l'essenza della vita. Cioè, qualunque chiave tu voglia percorrere questo viaggio religioso, di qualunque religione, filosofico, di qualunque filosofia, comunque le domande fondamentali dell'uomo sono sempre quelle. E allora è giusto andare a esplorare tutte le risposte che altri hanno trovato prima di noi, senza dover necessariamente aderire, però almeno sapere che ci sono state persone che alle nostre stesse domande hanno dato miliardi di risposte, noi magari ne abbiamo 2 o 3, ma ci sono milioni di libri nel mondo con tantissime risposte pronte per noi, che non dico che dobbiamo sposarle, però almeno la curiosità di conoscerle per capire se siamo in linea, se risuonano oppure no, credo che sia una curiosità intellettuale giusta. Cioè un'apertura necessaria per andare oltre quei dogmatismi e quei fanatismi che a me fanno molta paura, no? Chi si trincera dentro idee assolute pensando che tutti quelli che la pensano in altro modo sono degli idioti e che la verità sta solo in tasca propria. Cioè, io di quelli ho sempre avuto molta paura. Anche io, perché sono quelli che prendono le decisioni irrevocabili. Anna, so che il tempo è tiranno oggi, però io ti voglio ringraziare come sempre del tuo tempo e delle tue proposte. Grazie a te. Comunque guarda, io avevo un professore di filosofia al liceo che ci diceva sempre che chi nella vita non cambia idea o è morto o è una pietra. Sono pienamente d'accordo con lui. Grazie ancora. Grazie a te, buona giornata. Buona giornata. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Change your mind. Never just man up on his look.
Yeah. I remember Daddy wanting me. Never judge a rose by a color. Southern smell the perfume even tries. And don't just believe your eyes. Woo. Never judge a man upon his looks. Get to know him first and discover if you can be trusted all the way. All the way. Baby, it's a singer, not a song. But really matters, baby. It's a singer, not a song. Not a song. Baby, it's a singer, not a song. But really matters, baby. It's a singer, not a song. So don't forget it now. Don't listen to the tune. He's gonna sing to you before you know for sure. But every single word is true. It's the singer, not the song. It's the singer, yeah, not the song. It's the singer, not the song, not the song. Baby, it's the singer, not the song. But it really matters, baby. It's the singer, not the song. So don't forget it now. Don't listen to the tune. He's gonna try to sing to you before you know for sure. Not every single word is true. Yeah. Baby, it's the singer, not the song. But really Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali. Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, erano i Gibson Brothers nel 1977 con Baby It's the Singer. Ragazza, è il cantante, non è la canzone a fare la differenza. Noi qua stasera abbiamo due cantanti che la differenza la fanno e come. Direi due tenori, adesso ve li presento. Uno è il co-conduttore di serata che come sempre è l'avvocato Claudio De Filippi, l'altro è un altro grosso tenore che è, e lo conoscete tutti, l'onorevole Alberto Gusmeroli. Buonasera a entrambi. Buonasera, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà e grazie per l'invito. Grazie a lei, onorevole. Salve a tutti. Eccoci. Allora, stasera la canzone di cui in parola è la rottamazione quinquies, o mi sbaglio, avvocato? Allora, caro Antonino, qua manca il terzo tenore che sei tu e quindi poi facciamo il trio come quelli famosi. Allora, la questione è che l'onorevole più volte è venuto in radio, ma perché? Perché molti radioascoltatori, mi è stato segnalato, vogliono spiegazioni, vorrebbero spiegazioni ulteriori perché trovano intanto che la sua legge, la sua rottamazione quinquies vi aiuti molto. Una radioascoltatrice mi ha scritto che ha risparmiato 200.000 euro, 210.000 euro su 400, quindi è andata a 450 mi sembra, quindi la signora adesso col marito riesce finalmente a pagare in 9 anni grazie all'onorevole Gusmeroli e alla Lega, perché altrimenti con 5 anni non ce l'avrebbe fatta e si risolve i suoi problemi col fisco. A un'altra radioascoltatrice che mi parlava appunto di quello che stavo dicendo l'altra volta, che è appunto la questione che riguarda tanti professionisti, ma tanti artigiani e commercianti, eccetera, la questione delle casse. Con l'onorevole ne abbiamo già parlato al telefono, se ci può dire qualcosa, lei ha fatto qualcosa, caro onorevole, per i cittadini italiani come la Lega e vorremmo sapere se c'è qualche buona novità
la questione delle casse private, ovviamente dei commercianti, artigiani, professionisti, avvocati, commercialisti e chi ne ha geometri, chi ne ha più ne metta, che possano essere annoverati nella rottamazione quinquies, ovviamente con il loro parere favorevole. Ma allora, io ho presentato un ordine del giorno, credo un mese e mezzo fa, in cui sostanzialmente ho chiesto al governo di far rientrare nella rottamazione quinquies anche le casse di previdenza private, e il governo mi ha dato parere favorevole, quindi adesso bisogna che il governo lo attui. C'è in arrivo un decreto fiscale che dovrebbe peraltro prevedere la riapertura della rottamazione quater. Perché io nel milleproroghe ero riuscito a ottenere il parere favorevole dal Ministero dell'Economia e Finanze per riaprire la quater a chi non aveva pagato le rate di novembre, ma anche le precedenti. E adesso in questo decreto, siccome nel milleproroghe poi per un problema procedurale non era, magari avesse parere favorevole il mio emendamento, non era stato approvato. Adesso in questo decreto dovrebbe rientrare. Quindi in questo decreto dovrebbe rientrare, uso il condizionale ovviamente, sia il tema delle casse, ma se non ci rientra, avendo presentato un ordine del giorno, presento un emendamento al decreto e a quel punto dovrebbe essere approvato. E poi sicuramente la riapertura della rottamazione quater per chi non ha pagato le rate di novembre e a questo punto anche di febbraio. Ecco, onorevole, quando prevede che il decreto fiscale sarà approvato come tempistica? Se non è la prossima settimana perché c'è il referendum, quella dopo. Quindi molto a breve. Intanto vogliamo dire che la sua iniziativa, diciamo così, non è sempre appoggiata da tutti gli alleati. No, diciamo guardi, che la Lega è quella più... È una fatica enorme perché faccio l'esempio della rottamazione quinquies, basta che i cittadini vadano a vedere il progetto di legge della Lega, mia prima firma, e quello che è stato approvato, e c'è una differenza fortissima. La differenza sono che non sono entrati tutte le cartelle esattoriali da accertamento fiscale, perché ovviamente noi siamo in una maggioranza, noi lo volevamo, gli altri no. E poi non è stata data la possibilità a chi era in regola con la rottamazione quater di confluire nella quinquies, quindi di avere una rateizzazione lunga. Questa cosa qui non è stato un problema di alleanza, ma è stato un problema di copertura, perché la Ragioneria l'ha stimato in oltre 4 miliardi il costo, e quindi era improponibile riuscire a farlo. Quindi noi ovviamente puntavamo a una rottamazione quinquies che fosse uguale a quelle precedenti, ma fosse molto più lunga, senza maxirate e senza decadere con un mancato pagamento di una sola rata. Ci siamo riusciti per alcuni milioni, molto onestamente non ci siamo riusciti appunto a causa del fatto che non siamo un'alleanza, non siamo soli a governare, ma siamo con altri, e quindi in qualche modo ci si deve confrontare. Comunque lei, onorevole, gliel'abbiamo già detto, e nelle 3-4 volte che è venuto in radio, praticamente lei è riuscita a ottenere più di tutte le rottamazioni passate, quindi 9 anni. Sì, come a fronte dei rateizzazione 5. non si era mai visto, ecco, 9 anni. Bene. 4 mesi di ritardo, cioè 2 rate. Mi spieghi su questa qua, i radioascoltatori chiedono, sono 2 rate e alla terza decadi? È così? No, sono 2. No. Vuol dire che se non paghi una hai ancora la possibilità di stare in regola versando sempre. Se non versi la seconda decadi. Ecco. Io poi qualche miglioramento voglio farlo ancora a questa, cioè non è che demordo. Per esempio mi piacerebbe, siccome sempre
qua purtroppo è la differenza tra la nostra proposta di legge della Lega e la legge effettiva. La legge effettiva si è persa i 5 giorni per strada, si è persa i 5 giorni di tolleranza quando scade una rata, perché c'era in tutte le rottamazioni, c'era anche nella PDL mia. Adesso se fanno il decreto fiscale che mettono dentro le casse, che riaprono la quater, visto che l'emendamento che lo permetteva non è stato approvato ma aveva l'ok dal MEF, il mio emendamento, a quel punto presenterò un emendamento anche per ripristinare i 5 giorni di tolleranza. Ecco, bravissimo. Cioè, ovviamente, come abbiamo presentato per esempio un emendamento in manovra di bilancio che è passato, riducendo l'interesse dal 4 al 3%. Certo, la rottamazione precedenti, la quater e quelle precedenti era al 2, come la mia proposta di legge, però purtroppo, come ho detto, noi non siamo soli a governare, ma dobbiamo confrontarci poi con gli alleati. Ecco, onorevole, ottima la sua iniziativa di aggiungere, se possibile, altri 5 giorni, ma volevo dirle, per quanto riguarda gli accertamenti, lei pensa che non ci siano speranze o c'è ancora un lumicino di speranza, come nelle altre rottamazioni, di inserirle, gli accertamenti? Allora, io sono un inguaribile ottimista, quindi fino all'ultimo continuerò a provarci, ci ho già provato, sono convinto che sia possibile inserire anche le cartelle d'accertamento senza grossi costi. Si tratterà di pazientare, però io sicuramente, chi mi conosce sa che sono uno che non demorde, cioè punta a un obiettivo, cerca di portarlo a casa a tutti i costi. È ovvio che non dipende solo dalla Lega, ecco, questo però siccome poi, se si guardano gli interventi importanti sia economici che fiscali, i cittadini dovrebbero vedere che quelli che hanno aiutato di più sono gli interventi che ha fatto la Lega. Ecco, e quindi se ci danno un po' più di forza quando ci sono le elezioni, perché questo è assolutamente uno dei temi, se noi abbiamo più forza anche per far valere le ragioni dei cittadini. Sì, i cittadini penso che questo lo abbiano capito, che la Lega è la più liberale dei movimenti politici italiani, quantomeno quella che guarda di più alle necessità di chi non ha voce, sta male e riesce a salvare aziende, famiglie, imprese, professionisti, aziende agricole. Anche dipendenti e pensionati con altri redditi. Ecco. Diciamo che la Lega è il partito più aperto sia alle libere professioni e alle attività economiche che alle fragilità, alle situazioni di difficoltà. È quella, secondo me, poi io sono di parte, ma che ascolta di più le esigenze del cittadino, dei territori. Ecco. Su questo non c'è dubbio. Dispiace sentire che nel centrodestra non ci sia questa sensibilità che invece ci dovrebbe essere maggiormente. Comunque, caro onorevole, un'altra domanda che ci pongono i radioascoltatori in generale è: ma se io sono decaduto dalla rateizzazione, non dalle rottamazioni, dalla rateizzazione, la legge prevede che non si possa rimettere in pristino questa rateizzazione. Prima era possibile fino a giugno 22 essere rimessi in pristino, bastava pagare la differenza che rimaneva delle 8 rate o superiori. Adesso questo non è possibile. Lei su questo argomento ritiene che si possa fare qualcosa come Lega? Sì, assolutamente. Ritengo che sia che abbia a che fare con l'umanità, nel senso che se uno non ce l'ha fatta e però adesso ha le possibilità per farcela, è assurdo che debba pagare tutto in un colpo. Quindi
sempre tra gli emendamenti del decreto che verrà varato la prossima settimana o l'altra, sicuramente io ci proverò a sbloccare questo aspetto e a tornare al giugno 2022 quando era possibile. Ecco. Ultima domanda che ci chiedono appunto i cittadini, i contribuenti che sono alle prese con queste situazioni. Ma nel caso di pignoramenti, diciamo presso terzi, pignoramenti bancari e quant'altro, è possibile fare qualcosa in più nel momento in cui si aderisce a una quinquies, viene rimesso in pristino la quater per evitare che i cittadini possano avere i conti bloccati, siano pignorati nei datori? Diciamo che nel momento in cui decolla la quater o la quinquies dovrebbe essere possibile svincolare, ecco, portando ovviamente l'adesione alla quinquies o alla quater se verrà riaperta. Quindi io sono ottimista che possa venire riaperta, perché praticamente sono arrivato lì al traguardo, poi non ho potuto tagliare il traguardo perché per problemi tecnici il milleproroghe, gli ultimi 6 emendamenti con parere favorevole non li hanno votati. Quindi vi lascio immaginare l'amaro in bocca di chi ha lavorato per almeno 4-5 giorni ed è andato in commissione bilancio a perorare la causa, che non è la mia commissione, ma sono andato in commissione bilancio e poi all'ultimo metro ho detto no, non si votano questi 6 emendamenti, tra cui la riapertura della quater. Ecco. Adesso però proprio ieri io parlavo con il vice ministro Leo e mi ha assicurato che il mio emendamento troverà luce. Buone notizie, abbiamo delle anticipazioni importanti. Ecco onorevole, le chiedevo, ci sono stati altri esponenti della Lega, non faccio nomi, Massimo Garavaglia, che sono venuti in radio settimane scorse, hanno detto che la rottamazione quinquies sarà l'ultima. Lei è d'accordo con questa impostazione, cioè la quinquies ultima, non oltre la quinquies? Allora, sarà l'ultima, sarebbe stata l'ultima se l'avessero fatta come l'ha scritta la Lega, cioè esattamente uguale alla quater, la ter, la 2 e la 1, cioè esatto, con dentro tutte le cartelle esattoriali con anche gli accertamenti. Siccome l'hanno fatta molto onestamente senza gli accertamenti, c'è da sperare che possa essere ampliata, poiché sinceramente le uniche sono poche le certezze in Italia. Ecco, io parto sempre da un concetto che bisogna stare dalla parte del cittadino e che non bisogna colpevolizzare quando il cittadino ha delle difficoltà economiche. Delle difficoltà economiche possono capitare a tutti, quindi non può essere una colpa dichiarare le imposte e non riuscire a pagarle. Quindi tra l'altro in un sistema fiscale, io faccio il commercialista, che è tra i più complicati al mondo, quindi in certi casi il cittadino dichiara le imposte, non riesce a pagarle, oppure sbaglia a pagarle perché il sistema è veramente tra i più complicati, quindi bisogna un po' calarsi nella realtà. Infatti quando mi dicono speriamo di avere un fisco amico, insomma c'è da augurarsi che il fisco in futuro sia meno nemico più che amico, ecco. Quindi però siamo ancora molto lontani da un fisco meno nemico, ecco. Io avrei una domanda. Sì, dimmi, caro Antonino, prego. Onorevole, una domanda diciamo di carattere logistico. Supponiamo che uno aderisce e sta pagando la rottamazione quater, poi aderisce anche alla quinquies e succede che a luglio si intersecano le rate di entrambe le rottamazioni. Magari i soldi sono quelli che sono e quindi uno non paga una o l'altra.
Ma non si poteva provare a fare un cumulativo, cercare di assorbire le due rottamazioni? Lo so. Il cumulativo era nella nostra PDL, non è stato possibile per il semplice fatto che c'era un tema di copertura. Come ho detto prima, far confluire quelli in regola della Quater nella Quinques equivaleva a dover coprire e quindi trovare 4 miliardi 340 milioni. Quindi vi lascio immaginare cosa significhi in un bilancio dello Stato, diciamo, come quello italiano. Quindi non è stato proprio possibile. Però diciamo questo, che uno che sta facendo la Quater, adesso poi se riusciamo a riaprirla è già un bel vantaggio, ma poi siccome la Quater andava fino al 30 giugno 2022, se ha cartelle dal 1 luglio 2022 al 31/12/2023 le può rateizzare in 9 anni. Quindi diciamo un po' di aiuto ce l'ha. Ecco, certo, l'optimum era quello di fare come le rottamazioni precedenti e farle tutte a 9 anni. Purtroppo però io piuttosto che non portare a casa il risultato che comunque aiuterà alcuni milioni di italiani, sinceramente è chiaro che lascia un po' di amaro in bocca a chi è in regola con la Quater e deve andare avanti a stringere la cinghia. Il più dispiaciuto sono io, perché la mia PDL glielo permetteva, però purtroppo bisogna fare a volte anche di necessità virtù. Certo, grazie. Ecco, onorevole, se posso rubare il tempo ad Antonino, il conduttore, Sì. ma cosa ne pensa del DALS? La possibilità di collegare la rottamazione con il sovraindebitamento. Pensa che è possibile ancora potenziare questo diciamo, strumento che è conosciuto pochissimo da tutti, che laddove un cittadino non riesca a pagare neanche in 9 anni, diciamo che è possibile per grossi debiti, allora l'ultima chance, l'ultima spiaggia è il sovraindebitamento, quindi il modello DALS che è collegato al sovraindebitamento. Ma diciamo che nelle situazioni più difficili e più spinose quasi irrecuperabili, questa diciamo procedura del sovraindebitamento è sicuramente molto positiva. A me è capitato di vedere un carissimo amico che ha sistemato, ovviamente andrà avanti un bel po' a diciamo pagare quello che riesce, però in qualche modo tutto l'indebitamento gli è stato in qualche modo tolto, e questa procedura di sovraindebitamento è effettivamente poco conosciuta, va spinta perché in situazioni estreme non è solo l'ultima spiaggia, ma è il modo per far tornare a vivere alcune persone. E siccome insomma la politica si deve occupare di tutti, far tornare a vivere alcune persone ha a che fare con l'umanità, e quindi io la vedo molto positiva, e in qualche modo va migliorata un po' la procedura, va resa un pochettino più veloce e spinta di più perché è conosciuta pochissimo. Ecco, onorevole, visto che lei, ho capito, lei coglie anche delle idee che anche noi, diciamo, in radio, qualcuna potremmo in qualche modo lanciarle perché lei possa rielaborarla e migliorarla, potrebbe essere interessante stabilire uno standard per i sovraindebitati che appunto usino il modulo DALS, cioè proporre un saldo e stralcio al 20 e 30% delle tasse solo per coloro che hanno determinate caratteristiche, esempio
dipendenti che sono stati imprenditori, che non hanno nulla, non hanno casa, non hanno immobili, non hanno terreni, non hanno niente. Secondo me la positività di queste procedure di sovraindebitamento è proprio il fatto di non essere troppo meccanicistiche, cioè perché ogni situazione è una situazione diversa e quindi ci sono persone che se tu gli dici il 20%, ma se non ce la fanno non hanno più nessuna possibilità. Quindi io non lo so, eviterei di entrare in modo che poi si valuti caso per caso in funzione della capacità di far fronte a una parte del debito singolarmente in base alle diverse situazioni. Ecco, però torno a dire, ragioniamoci. Se abbiamo un attimo ancora, Antonino, un'ultima domanda da parte mia, poi vedi tu. Allora, volevo lanciarle un'idea che va un po' oltre solo la materia delle tasse. Si assiste in ambito di pignoramenti immobiliari ad una situazione che è abbastanza draconiana. Il cosiddetta conversione dei pignoramenti arriva da poco fino a 48 rate. Cosa ne dice, onorevole, se la conversione aumentasse le rate sempre a tutela e a vantaggio e a difesa dei cittadini in difficoltà a 120 come è la Equitalia attualmente o a 96 come è adesso in questo momento? Allora, secondo me tutto ciò che porta a 10 anni fa tornare a vivere i vari debitori, quindi secondo me è una strada sicuramente da intraprendere in modo che ovviamente poi bisogna fare tutti i cambiamenti legislativi e ovviamente bisogna che siano tutti d'accordo. Il problema è che io l'ho visto anche con la rottamazione. Quando ho proposto la rottamazione, Matteo Salvini e la Lega assolutamente erano d'accordissimo. In altre lidi della maggioranza molti storcevano il naso e dicevano ma poi la gente si adatta a pagare a 10 anni, allora la proposta era 10 anni, si aiutano i furbi, cioè bisognerebbe fare molta informazione e soprattutto fare informazione che nelle attività economiche e nella vita le difficoltà capitano, fanno parte, addirittura in America è un punto di merito quello di aver avuto una difficoltà economica e poi essere riusciti a uscirne. Ecco, bisogna cambiare anche un po' l'approccio, diciamo, nella società su queste dinamiche, perché spesso chi ha difficoltà economica, anzi la stragrande maggioranza, non è un furbo. Ecco. Avvocato. Caro Antonino, sei rimasto senza parole. L'onorevole, nel suo modo umano e liberale di ragionare, dovrebbe influenzare tanti suoi colleghi e per cui niente, noi siamo contenti di ospitarlo. Un'ultimissima cosa, onorevole, se lei ancora un attimo, una cosa che è uscita da poco, in un decreto legge che è stato approvato, poi va convertito in legge ovviamente, è previsto l'arbitro previdenziale. Mi riallaccio al discorso delle casse. L'arbitro previdenziale, praticamente, che mi sembra che sia la Covid, se non sbaglio, dovrebbe portare molte delle questioni tra professionisti e casse, artigiani, commercianti, così a essere risolte fuori dal tribunale ed essere risolte con un arbitrato. Lei cosa pensa di questo cercare di uscire dalla giustizia dei tribunali per approdare negli arbitrati, che poi potrebbe essere anche estesa in altre materie per, diciamo, rendere più snello i ruoli della magistratura, che sono carichi effettivamente di cause?
Ma tutto quello che serve per diminuire il contenzioso nei tribunali è sicuramente molto positivo, ecco, quindi la vedo così. Sul progetto di legge io non ho letto e quindi non mi esprimo non conoscendo i dettagli. Posso dire perché cioè, i tribunali spesso sono ingolfati, i tempi della giustizia sono lunghissimi, quindi tutto ciò che evita certe dinamiche forse è positivo, però bisognerebbe vedere il progetto di legge. Bene, io... Pronto? Sì, onorevole, allora intanto io- grazie al suo tempo, avvocato. Sì, io, caro Antonino, volevo fare una piccola sintesi. Intanto l'onorevole ha colto l'anima, diciamo, della politica. Cosa deve fare il politico? Deve servire il popolo, nel senso che quando il popolo è in difficoltà deve soccorrere e non bastonare. Io penso che oggi ho avuto una risposta da una signora che ha detto grazie alla legge Gusmeroli, cioè alla rottamazione quinques della Lega, lei torna a vivere, riesce a pagare a stento le rate, farà di tutto per farlo e chiuderà il debito in 9 anni. Prima non poteva. Quindi mi sembra che questo caso concreto possa essere una risposta. È chiaro, la rottamazione che l'onorevole Gusmeroli fa fatica a fare approvare, se avesse, come lui ci ha anticipato, ancora maggiori, diciamo, modifiche favorevoli, sarebbe ancora più interessante, ancora più utile per i cittadini, soprattutto con le casse, con la riapertura della Quater e anche eventualmente, se si può, con gli accertamenti. Bene, io vi ringrazio per l'invito, grazie e complimenti per la trasmissione e sempre a disposizione per venire nella vostra bellissima trasmissione. Grazie a lei, onorevole, come sempre, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Salve. Allora, a tutti i radioascoltatori. Grazie. Noi chiudiamo qui, appuntamento prossima settimana con In attesa di giustizia, i casi dell'avvocato De Filippi, adesso pausa e poi i Commodores Machine Gun del 1974, tra poco. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:36 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Rompono due notizie, una dalla Norvegia e una dal Michigan, perché sono state attaccate due sinagoghe. In particolare in Norvegia è intervenuta la polizia, in Michigan pure, ma a quanto pare sarebbe stato ucciso il presunto assalitore, il quale prima di precipitarsi dentro la sinagoga e cominciare a sparare all'impazzata, a quanto pare ha lanciato la macchina contro l'edificio. Abbiamo qui le ultime notizie da parte appunto della BBC. Ecco, la polizia appunto ha risposto a questo attacco da parte di uno sparatore in questa sinagoga nel Michigan. Il sospetto è stato a quanto pare ucciso. Lo sceriffo della contea dice che si sono verificate, insomma, c'è stata una sparatoria, era coinvolta anche un'automobile. Dei video mostrano del fumo che si alza dal tetto di un edificio e ci sono una grande quantità di veicoli della polizia lì vicino. Non ci sono feriti, almeno per ora non ci sono notizie di feriti, e in particolare è stata evacuata una scuola lì vicino, sarà rafforzata la presenza della polizia nelle realtà legate all'ebraismo, quindi scuole, asili, sinagoghe e così via. Il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, dice che l'antisemitismo e la violenza non hanno posto in Michigan e che lei spera che tutti siano sani e salvi. Temple Israel, che è questa sinagoga, si trova a West Bloomfield, che si trova a circa una mezz'oretta di distanza da Detroit, popolazione 66.000 abitanti, in particolare c'è un'ampia comunità di religione ebraica. Nell'area urbana di Detroit ci sono almeno 71.000 ebrei, secondo la Jewish Federation di Detroit. In particolare Temple Israel è la prima sinagoga che è stata aperta nell'area della grande Detroit nel 1941, scrive ancora la BBC, è la più grande sinagoga che ci sia negli Stati Uniti d'America. 3.500 famiglie ne fanno parte, o almeno 12.000 fedeli. La CBS News informa adesso, ore 19:20, una ventina di minuti fa, informava del fatto che il sospetto coinvolto nell'attacco alla sinagoga nel Michigan è morto, e arriva dopo che la CBS lo conferma, dopo che altre testate americane avevano dato questa notizia. Per il momento la polizia la polizia l'ha confermato adesso che lo sparatore è morto, quindi tra un po' sapremo chi è e se ci sono altri morti o feriti. Vi do anche un altro aggiornamento. Nel Michigan, dopo quanto avvenuto appunto a Temple Israel, West Bloomfield, ad Ann Arbor, che è sempre nel Michigan, è stata inviata una mail a tutti i fedeli dicendo che naturalmente si è tutti molto colpiti da quanto è avvenuto, ma in particolare stiamo ancora valutando la situazione, ma prendendo alcune precauzioni extra di sicurezza, e in particolare la sinagoga è in contatto con la polizia locale per le misure di sicurezza. Questo è quanto sta succedendo tra Norvegia e Stati Uniti d'America. Per quanto riguarda invece la situazione della guerra, in questo momento, insomma, stamattina, anzi attorno all'ora di pranzo, c'è stata questa apparizione per iscritto di Mojtaba Khamenei, il quale ha ben pensato di farsi vivo con il suo popolo con un discorso scritto che è stato letto alla televisione. Ora si dice, stamattina leggevo l'Ottimo Graziosi sulla Verità e così via, si dice che Mojtaba Khamenei o sia stato ferito al volto o addirittura gli manchi una gamba. Da che mondo è mondo un leader ferito si mostra alla folla per far vedere che il suo coraggio e che marcia alla testa della folla. Molti di voi si ricorderanno di quando Silvio Berlusconi venne colpito da quel tale in Piazza Duomo a Milano, che gli avevano lanciato la statuetta del Duomo. Voi ve lo ricordate cosa fece Berlusconi? Berlusconi
anziché scappare o nascondersi dentro la macchina, si issò sul predellino della Mercedes, si mostrò alla folla sanguinante, salutando prima di mettersi a sedere e farsi portare all'ospedale. Perché? Perché un leader chiaramente deve dimostrare di essere un leader. Invece qui abbiamo un tizio che scrive un messaggio nel quale dice: ah sì, dobbiamo continuare a strangolare l'Occidente con il petrolio e lo stretto di Hormuz, dobbiamo continuare ad attaccare gli stati del Golfo a meno che non chiudano le basi americane, e promette vendetta per il sangue dei martiri, però lo fa con un discorso scritto, che può essere stato scritto da chiunque. Da chiunque. Qui sta assomigliando sempre di più a Weekend con il morto, più che la Repubblica Islamica, detto tra noi. Altra cosa che vi dico: Israele continua a martellare il Libano, ovviamente contro Hezbollah, e sta colpendo anche la parte settentrionale del paese. Gli inglesi hanno detto che questa notte loro hanno una base ad Erbil, ci siamo lì vicino, ci sono anche gli italiani, hanno detto che hanno tirato giù 2 droni Shahed lanciati dagli iraniani. A Teheran, dicono alcuni abitanti della BBC Persian, l'atmosfera resta estremamente soffocante e l'Agenzia per i rifugiati dell'ONU dice che 3,2 milioni di iraniani sono al momento sfollati all'interno del paese. Vi ricordo che l'Iran fa qualcosa come 90 milioni di abitanti ed è un paese che è grande quanto Germania, Francia, Italia, ex Jugoslavia e Grecia messi assieme. Provate a pensare quanto è grosso sto paese. Prevalentemente tutto a montagne, nella parte centrale ci sono 2 deserti dove non piove quasi mai e poi c'è tutta l'area di Teheran. Ecco, appunto, vi leggo questo report della BBC in persiano. Una signora di Carai che è riuscita a usare internet, diciamo così, saltuariamente, dice che l'atmosfera in Iran è estremamente soffocante, è sempre stata oppressiva, ma adesso si sono aggiunti paura e terrore. Il primo giorno, quando è cominciata la guerra, molti di noi si sono svegliati al suono delle esplosioni. Circa un'ora dopo è stata tagliata la rete internet e abbiamo continuato a seguire tutto quanto attraverso la nostra TV satellitare. Nello stesso giorno sono cominciate delle code per la benzina e i paramilitari basigi collegati al regime sono apparsi quasi immediatamente per le strade. A tarda notte si è annunciata la morte di Khamenei, tutti i vicini si sono messi a gridare, a cantare, a festeggiare dai balconi o dalle finestre prima che i basigi tornassero e la gente si zittisse per paura. Ogni giorno riceviamo molti SMS, avvisi, minacce o false notizie. Ogni notte i supporter del governo organizzano dei funerali oppure delle manifestazioni di supporto. L'intera situazione ci dà l'idea che in questo paese niente ci appartiene, è come se fossimo stranieri nella nostra stessa città, conclude questa donna sentita dalla BBC in persiano. Chiudiamo con l'ANSA, appunto, sparatoria in una sinagoga nel Michigan, ucciso l'assalitore, la polizia sta verificando se abbia agito da solo. Nel complesso c'è anche una scuola, almeno un centinaio di macchine della polizia dispiegate in zona. Referendum, Meloni, riforma per i cittadini, non per liberarci dai magistrati. Il video di Israele sui missili a Gerusalemme è di febbraio, Mojtaba Khamenei giura vendetta. Ancora andiamo a vedere le ultime notizie. Una mostra racconta il giudice Accorsio, che era un eroe, ucciso dai neofascisti, esposte le fonti anche inedite delle indagini. Accordo con i social contro la violenza digitale sulle donne, questa è l'intesa in Messico, l'annuncio della presidente Sheinbaum, assente l'azienda di maschere. Infine la polemica in Inghilterra, Churchill cancellato dalle banconote, nel Regno Unito monta l'ira anti-woke. Purtroppo con la sinistra al potere gli inglesi si sono bevuti il cervello. Con questo chiudiamo la nostra trasmissione, ci ritroviamo domani alle 17:30 per Chilometro Zoom con Lorenzo Viviani. Grazie per essere stati con noi, ci vogliamo salutare nel ricordo di Enrica Bonaccorti che nel 1970 ispirò Mimmo Modugno per La lontananza, perché la lontananza, sai, è come il vento e ci mancherà
Ci mancherà il vento di Enrica Bonaccorti e della sua dolente umanità. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.